A Dozzano Emilia arriva la vittoria in gara 3 per 8-2 e per i giovani allenati da Fidel Reynoso è festa. Dopo il 9-1 e il 5-0 dell'andata è arrivata un'altra grande prestazione soprattutto in difesa. Basti pensare che nei play-off su 5 partite solo 6 sono stati i punti subiti con il trio Marangoni, Ferrari e Pietro Grande a comandare sul mound. Nella regular season solo una sconfitta in casa con il Butrio al termine di una partita rocambolesca e un paio di rimonte determinanti con San Bonifacio e Ponte di Piave. Di alta qualità i 2 confronti con il San Martino Buonalbergo, con il Pastrengo invece l'unica delusione, con la mancata partecipazione alle Final Four di Coppa Italia. Da ricordare i 3 derby con l'Elite, vera festa del baseball Made in Rovigo. Grande la soddisfazione di tutto il gruppo del baseball Sopro Rodigino che appena 2 settimane fa aveva festeggiato la promozione in Italian Soccer League. E dopo il doppio gioco che ha chiuso il match è cominciata la meritata festa. Sentiamo ora alcuni dei protagonisti nella bolgia degli spogliatoi. Conquistato per 8-2. 2 le prime impressioni di Fidel Reynoso. No, siamo allora una Mike Rondina e Chapman Nicolò con aggiunta la cosa. Ragazzi, le prime impressioni dopo la vittoria. In questa gabbia di matti come ti trovi, Giovanni? Bene, soprattutto grande prestazione oggi di Nicola Marangoni. Con la Marangoni 8 riprese, 2 punti, un movimento un po' così, però grande cuore, grande testa Nicola Marangoni. Le prime impressioni? Siamo in B! Con diciamo la persona forse più loquace di questa squadra, Rodrigo Luz, Paolo Pietro Grande. Oggi è un giorno molto importante. Ringrazio. Se cagò, l'ultimo inning se cagò nella Praga. L'ultimo inning si cagò, ma tengo una buona difesa. Tengo Marrumi. El Niño Rumi. Ezequiel che mi salva il culo. E andiamo in Serie B! Easy, in mano una birra, vuoi dire qualcosa a casa? Ciao papà, che se so che sei qua che ci guardi tutti quanti, come dice Nicola, e al prossimo. Giacomo Palestrina, una prima impressione anche da lui? Allora, quest'anno ho giocato con una squadra fantastica, abbiamo fatto un campionato bellissimo, giocato tutti bene, ringrazio per la compagnia e ora siamo in Serie B! Gonzales preso direttamente dall'Argentina tramite un procuratore. Allora, Gonzalo